Questa emergenza pone vari punti interrogativi anche per i contesti economici della Marca trevigiana e non solo. Buone notizie dalla firma per una cassa integrazione in deroga che va ad aiutare anche le piccole imprese che non hanno gli ammortizzatori sociali ordinari. Il servizio. Via libera alla cassa integrazione in deroga per le imprese del Veneto, anche piccole, non coperte da altri ammortizzatori sociali. Approvato all'unanimità nelle scorse ore l'accordo quadro per l'attivazione delle prime risorse, pari ad un valore di 103,5 milioni di euro, a favore delle micro e piccole imprese del Veneto in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Un accordo che prevede la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con sede o attività produttive in Veneto, di accedere alla cassa integrazione in deroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva. Un'azione che potrà essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 30 giornate. Nei prossimi giorni saranno emanate le linee guida e attivata la procedura semplificata per l'inoltro delle domande. Per maggiori informazioni le imprese interessate potranno rivolgersi alle proprie associazioni di categoria, ai consulenti per il lavoro e alle organizzazioni sindacali.